Io sono Bengaza Said, responsabile del centro culturale di via Giussi, associazione Unione Musulmani Varesini. Siamo a questo centro frequentato di quasi 300 persone, al venerdì un massimo di 500, però è sempre piccolo per usufruire tutte le attività che facciamo noi, la scuola, lezioni per le donne, facciamo la distribuzione del pacco alimentare per la gente bisognosa e altre attività per lingua araba, però siccome il spazio non è ampio, non possiamo farlo, abbiamo già acquistato un centro culturale a via Pisacani da 2014 ancora fermo, in speranza che riparte questo centro e questo messaggio è ovvio presentato a tutta la città, a tutte le responsabili di Varese, prendere in considerazione di fare realizzare i nostri sogni è quello di fare studiare i nostri bambini e accogliere gente di altre etnie per conoscere la lingua araba, per la scuola, per le donne anche loro hanno il diritto di venire a imparare e siamo fiduciosi.